Il blitz della polizia è scattato all'alba di martedì in 3 campi nomadi di Padova, in via Camanzoni, via Guizza, in via Mortise e via Madonnina. In azione un centinaio di agenti con l'elicottero del reparto volo di Venezia che hanno chiuso ogni possibile via di fuga, controllando alla fine 83 persone, 15 delle quali minorenni, la maggior parte gravate da precedenti per furti, rapine e estorsioni. In via Guizza la polizia ha scoperto una vera e propria base logistica per la ricettazione di rame rubato in cantieri, abitazioni in costruzione, pubblici esercizi. In una baracca gli agenti hanno trovato delle tracce di condutture elettriche, mentre nell'area boschiva è stata sequestrata questa macchina spelafili corredata di generatore che serve per ripulire i cavi di rame per poi poterli rivendere sul mercato clandestino dell'Est Europa. Oltre al macchinario, sequestrate anche diverse matasse per un peso di alcuni quintali del cosiddetto oro rosso. In via Camanzoni un 43enne è stato indagato per ricettazione dopo che è stato trovato un Rolex modello Air King del valore di 8.000 euro di dubbia provenienza, un'auto senza assicurazione e una senza revisione sempre in via Camanzoni sono state sottoposte a fermo amministrativo e controlli sono in corso su 39 veicoli, auto, caravan, roulotte dislocate nei 3 campi. Nella baraccopoli tra via Mortise e via Madonnina sono intervenute 2 squadre dell'Enel per mettere in sicurezza l'area a rischio folgorazione degli occupanti che si erano allacciati abusivamente ai tralicci per rubare energia elettrica.